Senta, direttore, parlando in generale, quali funzioni spieghiamo al nostro pubblico quali funzioni svolge la Veneto Film Commission, comunque una film commission in generale? La Film Commission ha come referenti principali i produttori che vogliono girare nella regione del Veneto, ovvero le società di produzione, quelli che proprio realizzano i film. I produttori sono sia produttori locali, con i quali siamo in stretto contatto, sia anche e soprattutto produttori che scelgono il Veneto come location. E scegliere un luogo come location non è una passeggiata, perché non girare un film, montare, no? Una impresa legata a un film prevede di avere rapporti con 10.000 istituzioni, privati, spazi pubblici, interni, esterni. Quindi ovviamente le Film Commission nascono per facilitare tutto questo, per avere il più possibile un interlocutore unico, un facilitatore in qualche modo, e che sia anche un canale attraverso il quale le maestranze locali, i lavoratori locali possano inserirsi in un circuito virtuoso di set. Questo è insomma un po' il focus principale della Film Commission, quindi essere la porta attraverso la quale le produzioni entrano nel Veneto. E poi c'è tutto un lavoro di promozione delle location, quindi le location, e parlo ovviamente dei paesaggi in primis, ma poi le città e tutto ciò che è esterno viene in qualche modo come dire, promosso dalla Film Commission sia in ambiti internazionali, nei mercati, nei festival, che sono le occasioni dove i professionisti si incontrano, sia anche grazie a delle convenzioni, collaborazioni che noi abbiamo con tanti enti, e soprattutto grazie al nostro lavoro, perché quando una produzione arriva, adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, però, e annoiare gli spettatori, però lo schema tipico è: io cerco, che ne so, una villa fatta in questo modo, che abbia queste caratteristiche. Allora noi mandiamo documentazione fotografica, facciamo una ricerca preliminare, e quindi si procede per gradi, per esclusioni, fino ad arrivare a uno scouting vero e proprio, che si chiama location scouting, sul territorio, in cui la produzione poi decide se girare in Veneto o meno. Ed è molto importante questa fase, perché la verità è che nella più parte dei casi i film possono essere girati in un sacco di posti diversi. Ci sono dei film che possono essere girati soltanto in un luogo, e ci sono altri film, la maggioranza, che possono, come dire, ci arrivano spessissimo richieste di determinate, come dire, caratteristiche paesaggistiche o di case, di abitazioni, di edifici, e poi mi dicono: no, beh, questo forse abbiamo risolto, abbiamo un supporto maggiore magari finanziario in Puglia, che uno dice: no, il Veneto e Puglia sono molto diversi. È una cosa, come dire, che può capitare. Così anche capita al contrario, che Certo. una cosa che capita anche abbastanza spesso, che scelgano il Veneto piuttosto che altre regioni. Certo, ecco, a proposito di supporto finanziario, invece per quanto riguarda i fondi, per esempio, messi a disposizione dalla Regione Veneto, come vengono impiegati? Avete qualche progetto al momento che bolle in pentola? Sì, allora la Regione del Veneto, l'assessorato alla cultura ha messo a disposizione nel mandato, già nel precedente mandato dell'assessore Corazzari, e adesso ha confermato, anzi ha aumentato i fondi, attualmente 5 milioni sulla produzione l'anno, quindi sono fondi che la Regione mette a disposizione per le produzioni sul territorio veneto. Quindi ovviamente sono vincolate al girare in Veneto e spendere in Veneto. Il fine è duplice, cioè quello di utilizzare il Veneto come location, quindi fare una promozione del Veneto attraverso i film, e quindi anche cineturismo, non solo, ma anche cineturismo. E dall'altro lato quello della ricaduta, perché questo investimento di soldi pubblici genera delle ricadute importanti, che sono calcolate in genere in un indice da 1 a 5, per cui, o addirittura 6, per cui per ogni euro pubblico investito ne ritornano 5 sul territorio. E quindi
come dire, un volano, no? Questo che viene attivato dal denaro pubblico virtuoso, perché ovviamente se una produzione arriva, la regione copre solo una parte delle spese sul territorio, però tutto il resto che magari non sarebbero arrivate, cioè sono spese che non sarebbero arrivate, come dire, genera un mercato che tra l'altro non è legato soltanto alle professioni cinematografiche, perché dovete immaginare che una troupe di un film, di un lungometraggio, diciamo, di medie dimensioni, intorno a 60 persone, quindi che possono fermarsi facilmente 4 settimane in un posto, per cui tutto ciò che è albergo, società di servizi, spostamenti, noleggi, quindi come dire, un circuito virtuoso anche per l'economia della regione.